Tra un mese partono i saldi. La stagione degli sconti invernali in Sicilia si aprirà il prossimo 4 gennaio e si chiuderà il 15 marzo. A stabilirlo il decreto che attende solo la firma dell'assessore regionale alle attività produttive Linda Vancheri, che ieri ha incontrato le associazioni di categoria e i sindacati. Il confronto è servito a stabilire la data dell'inizio dei saldi e la regolamentazione delle vendite promozionali. I negozi potranno così sperare di risollevare le sorti dei propri punti vendita dopo una stagione da dimenticare, ancora una volta segnata dalla crisi. Crisi accompagnata dalla pressione fiscale. Si è partiti lunedì scorso, 2 dicembre, con le rate per chi ha diluito i pagamenti IMU e cedolare secca, accompagnati dall'acconto IRPEF e IRAP. Il 10 dicembre sarà la volta del mega acconto corpi IMU. Banche e assicurazioni dovranno pagare un acconto del 130% per IRES e IRAP, le altre imprese il 101,5%. Il 16 dicembre a bussare alla porta degli italiani saranno invece la Tobin Tax imposta sulle transazioni finanziarie e il saldo IMU per tutte le seconde case, i capannoni e gli immobili strumentali. Il 27 dicembre appuntamento con l'acconto IVA. Il 29 dicembre termine ultimo per presentare la dichiarazione del reddito 2013. Il 16 gennaio debuttano Tasi e Tari. Il contribuente dovrà pagare la nuova versione di tassa sulla casa, la IUC, con la Tasi sui servizi individuali e la Tari sui rifiuti. Gli agrigentini metteranno mani al portafogli per pagare la seconda rata dell'IMU, abolita dal governo. Dovranno saldare la differenza dell'aliquota che l'amministrazione comunale di Agrigento ha stabilito al massimo, al 6 per 1000. E ancora il 31 gennaio c'è da pagare il canone RAI di euro 113,50 centesimi e bollo auto per tutti coloro la cui scadenza coincide con l'anno solare.